Allora siamo arrivati alla ultima lezione per quest'anno di questa, diciamo, rievocazione della fine del patriarcato di Aquileia nel 1420 e questa, diciamo, rievocazione è una rievocazione che noi stiamo facendo proprio perché ha segnato un profondo cambiamento nella realtà del Friuli, non solo nella realtà, diciamo, di quello che fu il territorio del patriarcato di Aquileia, ma anche nel territorio del conte di Gorizia che poi sarà imperiale. Perché questo? Perché evidentemente, come succede anche oggi, le novità, le cose che in qualche modo si possono imitare, vengono adottate anche da chi magari è ostile a chi le propone. Copiare i nemici tante volte è uno dei segreti per governare meglio, per essere, diciamo così, all'altezza di chi hai di fronte. Per cui diciamo che questo fatto della caduta del patriarcato di Aquileia è la fine del feudalesimo, praticamente è questo, ed è anche la fine di quello che era il modello sociale del Medioevo, anche se in effetti chi è povero, chi è ricco, ma il modello sociale delle classi ben distanziate fra di loro è definitivamente, possiamo dire, caduto, almeno sulla carta, poi in effetti, come vi dico, non è così. Perché questo? Perché la Repubblica di Venezia che cosa cerca sulla terraferma? Cioè questo spostarsi sulla terraferma, che cosa è il suo obiettivo? Oltre a quello di, evidentemente, conquistare un nuovo spazio geografico, oltre ad avere la proprietà, diciamo così, di un nuovo territorio, sostanzialmente in queste nuove conquiste che ha non solo del Friuli, ma poco prima ha conquistato delle città della Lombardia come Mantova, come Bergamo, le città del Veneto, il suo obiettivo è quello di un equilibrio politico locale, nel senso che attraverso il suo governo localmente non sorgano delle differenze dal punto di vista della gestione politica, ma ci sia una omogeneità nel governo. Chiaramente questo comporta anche dei cambiamenti anche nella strutturazione della realtà friulana. Perché? Perché, come abbiamo visto, il Friuli ha rappresentato per diversi secoli un modello che non era un modello fondato sulla città, come nel Veneto, ad esempio, no? Dove abbiamo delle grandi città come Padova, come Verona, come Vicenza, eccetera. Ma era un modello piuttosto fondato sui castelli, quindi su un decentramento del potere, chiamiamolo così. Tant'è vero che il patriarca non aveva un effettivo potere sui suoi feudatari, ai quali doveva ogni volta, ogni anno, chiedere loro il contributo per poter fare la guerra, per poter amministrare, diciamo, quello che era uno Stato o comunque una forma di Stato. Quindi questa nuova organizzazione che cosa prevede anche in Friuli? Prevede innanzitutto il controllo della città, in questo caso Udine, sul territorio. Perché questo? Perché in questo modo il contado, cioè quello che è al di fuori della cerchia delle mura cittadine,
fa riferimento essenzialmente a quella che è la gestione della giustizia, dell'amministrazione, anche della Chiesa poi, no? Perché si colloca lì anche la sede ecclesiastica, quindi c'è tutto un insieme di riferimenti che fanno capo alla città. Il resto avviene così anche a Gorizia. La contea di Gorizia diventa centrale alla città perché il contado sia da questa parte, diciamo quello che è la parte friulana, sia anche la parte oggi slovena, converge proprio sulla città di Gorizia e quindi sull'amministrazione centralizzata urbana e non più, diciamo, frazionata in tante piccole realtà, come erano quelle dei castelli. Questo naturalmente che cosa anche comporta? Comporta che ci sia una valorizzazione dei ceti urbani, ma non dei ceti urbani nobili, dei ceti urbani borghesi, quindi il commercio, quindi la ricchezza fatta non perché uno ha un titolo nobiliare, ma perché ha una sua rendita, diciamo, economica, ma anche un'attenzione a sviluppare delle, chiamiamole così, autonomie, ma non è proprio il termine giusto, autonomia, perché in effetti senza il dominio del feudatario, le comunità diciamo del contado, sentono forte il richiamo di rivolgersi direttamente a Venezia. E allora che cosa viene a crearsi? Viene a crearsi quella che oggi viene chiamata la politica delle lobbies, cioè delle clientele. Quindi ogni comunità, che sia forse piccola, che sia grande, come si organizza quando ha qualcosa da chiedere o da fare e il governante locale non risponde o non può rispondere o non è in grado di rispondere, che cosa fa? Formula una domanda, una richiesta al Doge, direttamente alla magistratura massima veneziana e di questo se ne occupa tra l'altro una classe di avvocati, chiamati così, che hanno delle entrature nella corte dogale, per cui con queste entrature si fa quello che oggi si fa con diciamo, i ministeri, con quelli che sono, diciamo, in francese dicono brasseur d'affaires, cioè quelli che sono i lobbisti, quelli che sono i trafficoni, gli affaristi, che mettono in contatto chi è interessato a fare un'opera pubblica, a fare qualcosa di importante e il Ministero che decide. A Roma questa è una prassi ormai consolidata fin dai tempi, no, dei romani antichi, e a Bruxelles per esempio ci sono delle autentiche realtà di servizio proprio per fare questo lobbying. Ebbene, anche le città che sono sotto Venezia incominciano a fare questa specie di giro di clientele verso la città dei dogi. Quindi si cerca di sorpassare quello che è l'autorità del luogotenente per arrivare a quella che è la diretta concessione di un privilegio da parte dei dogi. E questo è qualcosa che ci avvicina, no? Eravamo nei primi del 1400, che ci avvicina alla situazione di oggi. Non è da meno quello che succede la stessa cosa anche nella contea di Gorizia, perché il conte di Gorizia non risiedeva più a Gorizia, ma era in Carinzia,
nell'attuale Austria, quindi abbastanza distante da Gorizia, e anche da lì si sorpassavano i governatori, i capitani goriziani per andare a chiedere direttamente al conte di dare una sua diciamo, direttiva in modo che la comunità fosse così privilegiata nel costruire una sua politica di gestione delle opere pubbliche, anche perché, come abbiamo visto l'altra volta, c'era una grossa necessità di rimettere in sesto quello che era il sistema viario, il sistema di comunicazione e anche di sistemare le bonifiche, di sistemare i corsi dei fiumi. Diciamo che il patriarcato di Aquileia non si è molto preoccupato di questi che noi oggi chiamiamo lavori pubblici. Quindi le comunità si sono trovate scoperte di fronte a queste urgenze, a queste necessità, e quindi hanno dovuto fare quello che oggi facciamo anche noi per ottenere direttamente dai governi quello che non si può fare attraverso la macchina burocratica. E ovviamente Venezia ha anche un difetto, cioè proprio questo fatto delle clientele la induce a creare sempre delle magistrature, le cui competenze si accavallano. Per cui se da un lato si evita di passare per il luogotenente o comunque per il governo locale, dall'altro invece ci si impelega in queste magistrature che ci sono a Venezia, e quindi c'è tutta una serie di burocrazie e anche ovviamente di corruzione nei confronti appunto di queste magistrature veneziane che si fanno davvero diciamo corrompere per ottenere, per dare chiaramente a ciascuno quello che chiedono, evidentemente. Comunque l'amministrazione veneziana, come dicevo le altre volte, ha degli aspetti evidentemente positivi rispetto a quella dell'amministrazione del patriarcato, che praticamente nel Medioevo non esisteva. E quindi c'è un ampliamento anche, c'è un ampliamento di quelle che possono essere chiamate oggi le politiche sociali. Perché questo? Perché innanzitutto si va a guardare a quella che è una assimilazione anche alla realtà veneta, no? Venezia ha una sua gestione, una sua caratteristica particolare, ce l'ha storicamente questa, di amministrazione, di gestione, di anche buona amministrazione peraltro, no? Poi è chiaro che i vizi poi escono anche dalle migliori amministrazioni, figuriamoci, come dicevo, da un moltiplicarsi delle magistrature. Quindi c'è questa assimilazione per cui anche le città e i paesi della terraferma cercano di adeguarsi a quella che è la struttura mentale anche di Venezia. Non solo quello, ma anche la cultura. Abbiamo visto l'arte, quell'aspetto artistico, no? Di guardare al Mediterraneo piuttosto che alla Germania, ma anche, per esempio, nell'adozione del linguaggio che è sempre più vicino al veneziano. A parte Udine che adotta questa sua particolare versione del Veneto, che viene anche poi, diciamo, ad essere particolare e
anche registrando, diciamo così, una certa moda cittadina per cui si parla il veneto per distinguersi dal contado che parla friulano. Comunque il centro di Udine parlava veneto per distinguersi anche dalla periferia, i vari borghi che parlavano friulano. Quindi c'era questa sintonia, diciamo così, con quella che poteva essere anche la moda veneziana, no? Ma soprattutto c'era un adeguamento che aveva come preoccupazione quello di rinsaldare alcune idee che si erano rafforzate nell'esperienza veneziana. Abbiamo visto l'altra volta come la gestione delle acque, per esempio, fosse uno dei principali problemi di Venezia sul territorio. E anche questa volta, per esempio, vi posso dire altri aspetti di questa preoccupazione di Venezia sul territorio e che per esempio hanno anche un aggancio con la nostra attualità di oggi, vale a dire con la presenza delle pandemie. E dobbiamo sapere che nel corso della storia di Venezia più volte ci sono state delle grosse epidemie, perché la città era chiusa e quindi, essendo un'isola, essendo più isole, ma comunque chiuse dalla laguna, era più facile che ci fossero delle infezioni, soprattutto anche perché arrivando delle merci dall'esterno portavano con sé inevitabilmente, come nel 1348 circa, la peste nera, i topi erano arrivati a Venezia e da Venezia poi si sono moltiplicate le infezioni della peste nera. Per dire come tante volte, ecco, la città aveva sopportato questo problema della peste, per cui anche sul territorio che conquista ci saranno delle misure di prevenzione, delle misure di cura, delle misure di assistenza che supereranno lo schema dell'ospedale medievale, che era un ospedale solo di accoglienza, era un ospedale solo, chiamiamolo così, di quarantena per chi aveva contratto qualche malattia infettiva. Invece l'ospedale veneziano diventa un ospedale di cura, quindi ecco che la professione del chirurgo o comunque del medico non è più una professione da girovago, da diciamo dilettante, ma incomincia a diventare una professione vera e propria con una preparazione scientifica, chiamiamola così tra virgolette. Quindi c'è questo adeguarsi, ecco per esempio, a questo modello di cura e di politiche sanitarie. Quindi le politiche sanitarie di Venezia diventano delle politiche anche abbastanza moderne rispetto a quello che era il sistema medievale. Poi un altro aspetto, diciamo così, che possiamo vedere come cambiamento, come adeguamento a quello che era il modello veneziano, è quello della creazione, proprio anche non solo in rapporto alle epidemie, della creazione della figura del tecnico. Noi oggi guardiamo spesso, no? Diciamo che bisognerebbe seguire quelli che sono gli esperti, quelli che sono i tecnici di un argomento o di una materia. Ebbene, anche allora, da diciamo quello che poteva essere un dilettantismo in tante materie, in tanti campi, emerge la figura del tecnico. Chi è il tecnico in realtà? Il tecnico è qualcuno che ha dalla sua lo studio e l'esperienza. Quindi è qualcuno che è in grado di affrontare i vari problemi. E quando una comunità, solitamente non è l'individuo che si muove,
ma sono le comunità, sia del contado sia cittadine. Quando una comunità ha un problema e deve gestire questo problema, che cosa fa? Chiama i cosiddetti tecnici. Quindi si viene a formare una classe intermedia, chiamiamola così, che va a alimentare la borghesia di persone che hanno dalla loro questa caratteristica di conoscere la natura di un problema e quindi di poterlo aiutare a risolvere, quindi dare alle comunità, dare a quelli che sono le forme di organizzazione sociale la loro esperienza per poter creare una soluzione a quelli che sono i problemi del momento. Quindi ci sono queste novità che ci riportano anche per esempio, ad una gestione diversa della fiscalità. Al centro dello Stato, diciamo, medievale, specialmente del patriarcato di Aquileia, che cosa c'era? C'era la fiscalità, quindi il fatto che il denaro o comunque dei servizi venissero prestati al patriarca per poter gestire lo Stato o comunque quello che era una forma di Stato. Ebbene, la fiscalità adesso cambia, non è più una fiscalità dei singoli signori, dei singoli, diciamo, castellani, in questo caso in Friuli, o delle singole città, ma diventa una fiscalità centralizzata, cioè tutti pagano lo stesso di tasse, quindi diciamo si anticipa non un equilibrio diciamo di prelievo, ma si anticipa appunto quella che è un criterio uniforme per tutti su come prelevare le tasse. E questa è una riforma evidentemente, perché in precedenza ciascuno metteva la tassa che più gli garbava. Invece adesso da Venezia arriva l'ordine su quali quantitativi e su quali percentuali bisognava avere il prelievo fiscale. Quindi c'è anche questa novità all'interno di queste nuove situazioni che vengono a risolversi. A risolversi, almeno in questi primi tempi, perché per dirvi la verità, diciamo, passato questo periodo di novità, quindi il secolo XIV, XV e XVI, almeno in parte, e quando Venezia avrà la stabilità del governo e non avrà più la ricchezza che le deriva dalla mercanzia, quindi dal commercio, incomincerà a decadere. E a decadere incominceranno anche queste istituzioni, anche a queste idee. Quindi diciamo che è un fenomeno attuale del passaggio, quindi siamo nel momento del passaggio. In realtà poi non ci sarà più diciamo, questa volontà di riforma, questa volontà di cambiamento, questa volontà di crescita di una visione moderna dello Stato. Per cui Venezia poi comincerà a decadere a partire dalla metà del Cinquecento, comincerà a decadere e tutto quello che era un elemento innovativo nel 1420 e lì attorno, diventa invece qualcosa di decadente, diventa qualcosa di vecchio nelle sessioni successive e nelle amministrazioni successive della Serenissima. Quindi non dobbiamo pensare che questo periodo si prolunghi poi eccessivamente, anche perché nel mezzo non solo ci sono le guerre con i turchi, ma c'è anche la famosa guerra della Lega di Cambrai dei primi anni del 1500, dove Venezia
diventa una potenza sì di terra, ma anche diventa una potenza che per la prima volta viene sconfitta nella famosa battaglia di Agnadello, dove si è trovata da sola contro tutta l'Europa. Quindi questa mentalità di Venezia che si sentiva forte, si sentiva innovativa, diventa con il passare del tempo e soprattutto dopo la prova della sconfitta e dopo la prova della solitudine contro tutta Europa, diventa invece un modo di sentirsi ecco, esclusa da quella che è invece la grande politica europea, e rimarranno talmente esclusi che fino al 1797 la Repubblica non verrà appunto turbata da quello che succede in Europa. Pensiamo soltanto alle guerre di successione. Un altro problema che Venezia cerca di risolvere è quello della gestione anche del territorio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Nel Medioevo in Friuli era molto diffuso il brigantaggio. Era molto diffuso il brigantaggio perché? Perché gli stessi signori facevano i briganti, perché anche loro si mettevano a rubare ai mercanti, a rubare a chi transitava di qua con la violenza. E poi anche si ribellavano appunto al patriarca, o comunque c'era sempre una fascia di ribelli che in qualche modo disturbava la gestione del territorio. Per cui è chiaro che anche Venezia si trova ad ereditare un ordine diciamo pubblico che è molto precario, e quindi lo deve gestire non soltanto in forma autoritaria, e che è difficile perché non ha truppe di terra, deve prendersi dei mercenari che sono soprattutto provenienti dalla Dalmazia, dalla Schiavonia, eccetera, ma anche deve gestire in modo che questo brigantaggio, chiamiamolo così, non abbia un assenso popolare, non ci sia ecco, qualcosa che poi porti anche ad una rivolta popolare. Da una parte c'è il controllo che esercita con la Chiesa, ma dall'altra appunto ci sono anche queste necessità di agire come ordine centralizzato, ecco, come un Ministero dell'Interno, diremmo oggi noi oggi, quindi con qualcosa di stabilito dal centro. Quindi c'è questa riorganizzazione anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, e si incomincia proprio con quelli che erano stati i principali fautori della Repubblica in Friuli, con i Savognan. I Savognan, come abbiamo visto, avevano già dal 1300, con l'adesione poi alla nobiltà veneziana, avevano favorito sempre la parte di Venezia nei confronti del patriarca. C'erano state anche queste uccisioni, come l'uccisione di Giovanni di Moravia, quindi c'erano state poi le rivalità all'interno della nobiltà, e evidentemente i primi a voler ribadire la loro fedeltà, e quindi anche a poter disporre della loro, diciamo, del loro potere, furono proprio i Savognan. Ebbene, Venezia incomincia proprio da loro a calmare le acque, diciamo così, perché in realtà la politica dei Savognan era una politica di banditismo, tra virgolette. E Antonio Savognan cerca anche di minare
quella che era un po' la convenzione che contro Venezia non si potevano fare alleanze, chiamiamole così, alle spalle della Repubblica. Che cosa fa? Si unisce a quelli che erano gli eredi della famiglia della Scala a Verona. Quindi per cercare di far sì che con l'aiuto dei veronesi di poter affermare il suo primato. Questo Venezia non glielo permette e ci saranno delle ripercussioni poi anche da parte dei Savognà che portano in campo il fatto di aver resistito all'imperatore Sigismondo, di aver favorito, ma tutti uguali. Per Venezia tutti i feudatari sono uguali e soprattutto tutti i feudatari devono stare alla legge, devono stare all'ordine pubblico. Solo dopo il 1500, quando i Savognani avranno degli esponenti abbastanza moderati come Girolamo, allora Venezia li premierà dando loro il feudo di Belgrado, ma questa è un'altra storia, siamo già nel 1521. Quindi che cosa oltre a questo troviamo nel cambiamento che avviene? Avviene anche e soprattutto una capacità veneziana di avere anche una forza di persuasione nei confronti della popolazione friulana, sia dei nobili, spesso con la forza, ma diciamo una forza di persuasione nei confronti del popolo, che è una persuasione che oggi potremmo dire quasi per cercarne il favore. Non siamo ancora alla rappresentanza popolare, che arriverà anche quella dopo la guerra della Lega di Cambrai con la costituzione della famosa contadinanza, cioè della rappresentanza dei contadini. Ma siamo invece ad una, come potremmo dire, ad un corteggiamento da parte di Venezia nei riguardi dei contadini. Perché? Perché i contadini, al di là della loro diciamo limitata capacità economica, hanno bisogno di dare un consenso perché sono la maggioranza. E quindi anche i più grandi tiranni nel passato hanno avuto il problema proprio anche quando avevano in mano il potere assoluto di avere da parte di chi era la maggioranza all'interno di una società di avere un certo consenso e soprattutto un consenso che sia un consenso che ha delle capacità di anche tacitare quelli che possono essere i difetti di una amministrazione. E d'altronde Venezia è molto attenta a quello che accade in Friuli. E questo lo possiamo vedere leggendo le relazioni dei luogotenenti. Il luogotenente abbiamo visto che è il magistrato che sostituisce, diciamo così, a capo della patria del Friuli, il patriarca. Il luogotenente viene cambiato generalmente ogni anno. Perché questo? Innanzitutto perché così non mette radici all'interno della realtà friulana, quindi non se ne fa un suo patrimonio particolare. Secondariamente perché ogni luogotenente ha una sua responsabilità nella gestione dell'amministrazione pubblica e deve rendere conto al Senato veneziano. Oggi noi abbiamo a disposizione, grazie anche al grande lavoro che ha fatto
il professor Tagliaferri qualche anno fa, tutte le relazioni dei luogotenenti. Ebbene, sono dei momenti dettagliati, sono degli scritti dettagliati di tutto ciò che accade in Friuli, ma non, diciamo così, solo una rassegna degli eventi, ma delle considerazioni che sono delle considerazioni estremamente moderne. Perché? Perché si individuano quelle che sono le necessità della patria e si sollecita all'amministrazione veneziana, quindi al Senato che presiedeva all'amministrazione, si chiede di dare spazio a quelli che erano gli interventi necessari per questo. Quindi noi abbiamo da precisa relazione di questo momento storico, luogotenente per luogotenente, dal 1420 fino al 1796. Quindi una magistratura che cambia spesso, una magistratura soprattutto che ha il dovere di dare una sua relazione e di dare un suo rendiconto a quello che era l'organo supremo dell'amministrazione veneziana. Quello era anche un modo per poter trovare subito delle soluzioni immediate, perché quello che era il consiglio che davano questi luogotenenti diventava poi anche oggetto di discussione e di deliberazione da parte del Senato. Il Senato Veneto non è mai stato, possiamo dirlo, in tutti questi secoli in cui Venezia è rimasta governante del Friuli, non è mai stato molto sordo a quello che era l'istanza che veniva da questi suoi funzionari, i quali solitamente non erano degli, diciamo, degli sprovveduti, venivano da una carriera o diplomatica o militare o di amministratori, per esempio erano stati podestà a Bergamo o a Verona, eccetera, quindi avevano una esperienza di amministrazione che non era da poco, perché il luogotenente quando veniva nominato era sì nominato per ragioni politiche, perché faceva parte di quella cerchia di famiglie che dominavano Venezia, ma anche perché aveva maturato nel corso degli anni una sua esperienza e un'esperienza positiva. Quindi c'era una selezione, possiamo dire così, della classe governante e del vertice della classe governante in Friuli, che era una selezione molto severa, una selezione fondata sulla esperienza, fondata sulla formazione anche di questi amministratori, perché non solo venivano, diciamo, portati ad una gradualità di responsabilità nelle cariche pubbliche, ma anche erano formati all'interno di quelle che erano tutte queste grandi magistrature veneziane, venivano formati appunto alla gestione della cosa pubblica. E comunque l'occhio di Venezia erano loro e loro decidevano per Venezia, ma non solo con la capacità di decidere, diciamo così, casuale che possono avere quelli che oggi si chiamano decisionisti, ma anche con la capacità che veniva dal fatto di avere un'esperienza e soprattutto di studiare quella che era la realtà friulana, perché le analisi che loro fanno non sono delle analisi superficiali, non sono delle analisi, diciamo, viste dall'esterno, ma sono delle analisi molto profonde sull'indole dei friulani, su come si comportano, su come avvengono i fenomeni, per esempio, naturali, i terremoti, le inondazioni, eccetera, su come si dovrebbe agire per la difesa, come si dovrebbe agire per la rinascita dell'agricoltura, per il rilancio dell'agricoltura, cioè hanno veramente una
capacità di governo che oggi noi tante volte non ritroviamo nelle nostre realtà. E poi non c'erano soltanto i luogotenenti, c'erano anche, e di questi non abbiamo mai parlato, c'erano anche i provveditori delle fortezze, perché all'interno della patria del Friuli c'era un sistema militare, chiamiamolo così, un sistema di difesa che era sottratto alla gestione civile ed era invece affidato a chi era il capo militare, diciamo così, all'interno di una fortezza. Quindi avevamo i provveditori, quindi avevamo dal 1591 il provveditore di Parma, ovviamente, ma avevamo anche il provveditore di Cividale e quindi tutti quelli che in qualche modo, poi Gradisca, eccetera, Monfalcone, tutti coloro che in qualche modo avevano la possibilità e la capacità di dare non solo forma ad una organizzazione militare di fortezza, ma anche a predisporre quella che era una politica di difesa. Perché non dobbiamo dimenticare che proprio in questo fatto noi qui in Friuli avevamo il pericolo costante, proprio lì nel 1420 iniziava, il pericolo costante delle invasioni turche. Quindi bisognava creare un sistema di difesa efficiente e soprattutto dotare queste fortezze di un armamento moderno, quindi le armi da fuoco. Il passaggio dalle armi, diciamo, dalle armi convenzionali medioevali alle armi da fuoco è stato proprio gestito da questi provveditori veneti, quindi l'acquisto delle bombarde, dei cannoni, dei fucili. Tutto questo è stato un rinnovamento anche della guerra. E nelle fortezze evidentemente c'erano i mercenari che però avevano come numero, erano molto pochi, ma avevano quell'esperienza militare fatta nelle compagnie di Ventura che permetteva appunto di controllare facilmente il territorio dal punto di vista della difesa. Quindi Venezia si preoccupa anche di questo con dei magistrati specifici che incominciano proprio a dare una struttura difensiva a Friuli, cosa che poi non sarà efficiente proprio soprattutto durante le invasioni turchesche, perché poi evidentemente non si ascoltano questi provveditori, ma si manda il solito raccomandato, no? Da Venezia, il quale ha tutt'altra idea di come possano essere le cose e quando si tratterà di uscire da Gradisca per fermare i turchi, prevarrà la paura e quindi i turchi cominceranno a invadere il Friuli. Quindi per dire ecco che anche lì c'erano dei difetti, ma il funzionario veneziano era sostanzialmente quello chiamiamolo così di carriera, era sostanzialmente preparato ad affrontare la realtà anche della difesa. Quindi le azioni del governo veneziano diventano azioni molto, diciamo, anche segnate da una certa logica efficientista e anche dal punto di vista economico, perché dal punto di vista economico il Friuli ha bisogno di rilanciarsi evidentemente. La povertà è rilevata da tutti i luogotenenti, c'è una povertà diffusa, soprattutto nelle campagne, quindi c'è bisogno di rilanciare l'economia. Ma come rilanciarla? Lì c'è il problema perché evidentemente i tecnici economici hanno due grosse, diciamo, se hanno ideato l'aspetto
fiscale, quindi l'uniformità fiscale, hanno il problema grosso del territorio che è a macchia di leopardo, quindi che si alterna il potere veneziano con il potere del conte di Gorizia e poi con il potere imperiale. Quindi c'è questa macchia leopardo che impedisce una politica economica omogenea. Quindi la leva dei dazi, per esempio, diventa una leva che non ha efficacia. Quindi c'è il contrabbando, quindi ci sono le varie forme di evasione, così delle tasse sui generi che vengono commercializzati. E quindi qual è la politica che adotta Venezia dal punto di vista economico nei confronti della società friulana? È una politica innanzitutto di protezionismo. Quindi quello che viene prodotto nell'ex patriarcato ha una sua, diciamo, tutela. Ha una sua tutela, quindi si cerca di valorizzarne il consumo o comunque la vendita o comunque il mercato. Dall'altra parte però c'è un'apertura, che permetta anche l'afflusso delle merci veneziane e non solo, in modo da poter far sì che ci siano anche dei commerci fruttuosi e ci siano anche delle diciamo forme di arricchimento, possiamo dire così, di una serie di persone che diventeranno poi anche quelle la classe media mercantile del territorio. E a questo chi ci pensa? A questo ci pensano i cosiddetti savi della mercanzia, che vengono proprio creati in questa circostanza. Quindi c'è diciamo, molta carne al fuoco, ci sono molte novità che escono dalla conoscenza di quello che è il Friuli di allora e che molte volte non viene adeguatamente valorizzato e non viene adeguatamente messo in rilievo. Forse per delle ragioni non esattamente diciamo seguite da una logica, soltanto perché magari c'è una sorta di antipatia nei confronti di quello che è stato il dominio veneziano. Luci e ombre, evidentemente, come ogni dominio può essere. Luci e ombre che però hanno cambiato il Friuli e lo hanno portato verso quella che era allora una situazione di modernità. Poi, come ho detto prima, la situazione internazionale diventa estranea a quella che è la vita della Repubblica di Venezia, per cui c'è questo isolamento che vuol dire pace tra l'altro, perché a parte la guerra di Gradisca de metà del 1600, diciamo il Friuli ha goduto di una certa pace. Venezia faceva le guerre in Oriente, faceva le guerre contro i turchi, ma il Friuli non aveva conseguenze dirette. Quindi, a parte coloro che andavano a fare i galeotti, ma quella era una scelta loro, oppure una scelta forzata, perché erano, diciamo, delle persone che violavano la legge. Quindi c'è questo cambiamento, c'è questa mutazione di mentalità, per cui di lì a poco, ecco, il Friuli si adeguerà moltissimo a quelle che sono le mentalità, le norme, le leggi, le forme veneziane e anche una certa fedeltà che viene rilevata, come vi ho ricordato più volte, dagli scrittori politici del tempo, i quali affermano appunto che solo
la fedeltà per Venezia poteva portare, durante la guerra di Cambrai, a far sì che ci fossero anche dei sacrifici personali per portare fedeltà appunto a Venezia. Quindi ci fu questo moto anche popolare di adesione a quella che era una repubblica aristocratica, una repubblica limitata anche, come vi ho detto, da corruzione, magari da aspetti non del tutto positivi, ma che in realtà ha fatto sì che il Medioevo terminasse, gli aspetti negativi del Medioevo terminassero e che ci si portasse verso invece una responsabilizzazione delle persone e delle comunità per far crescere la realtà locale e far crescere soprattutto la piccola proprietà, cioè quello che è poi diciamo l'incentivo per poter uscire anche dopo tanti anni, perché poi, come ho detto, si ricade nella nuova miseria, nella nuova povertà, ma per uscire da quello che era uno stato di servilismo, di sottanismo, come lo chiamavano allora, quindi di soggezione al potere del castello, quindi le comunità si sottraggono al potere del castello e diventano quelli che sono i nostri paesi di oggi, quindi i nostri comuni, che diventano anche delle realtà dove le comunità riescono a vivere e a gestire il loro futuro e quelli che sono i beni di tutti. Bene, io mi fermo qui, colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale e un buon anno. Vi do appuntamento per chi lo desidera, ma deve iscriversi alla segreteria dell'Università Accor Mons. Vi do appuntamento per febbraio, per il 3 di febbraio, con una serie di lezioni che riguarderanno Aquileia dai Romani ai Longobardi, quindi un'escursione sulla vita aquileiese, sul periodo più fervido della vita aquileiese, partendo dalla fondazione fino a quando Carlo Magno non verrà incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, quindi si passerà dall'impero romano al Sacro Romano Impero, quindi al cambiamento anche dal punto di vista europeo, e il centro di questa Europa diventa il Friuli. Buonasera a tutti e a risentirci